conferenza stampa prima Leao e poi mister Stefano Pioli. Iniziamo come sempre da Milan TV. Grazie Laura, buongiorno Rafa Leao. Rafa, è sempre importante cercare di superare un turno in Europa. Oggi per il Milan è particolarmente, è un po' più importante del solito superare questo turno? Come ogni partita noi non siamo un Milan e entriamo sempre da vincere e domani anche è una partita molto importante per noi che vogliamo cercare di andare davanti in questa competizione. Eleonora? Pitanje za Rafael Leao. Uvijek je važno se plasirati u Europi. Rafael, je li danas važnije za vas? Ma da, svaki meč za nas je važan i sutra je vrlo važna utakmica jer želimo jednostavno ići dalje. Andiamo da Sky Sport, Peppe Di Stefano. Eccomi, ciao Rafa. Ciao. Non sappiamo in quale posizione giocherai domani, qualora dovessi giocare attaccante, punta centrale. Sì. Cosa cambierebbe rispetto agli ultimi mesi dove hai fatto praticamente tutto? Hai giocato da trequartista al posto di Cialanoglu, hai giocato a sinistra, ma è un ruolo quello di vice Ibra che hai saputo fare e se non mi sbaglio, hai fatto anche tanti gol. Ti trovi bene in quella posizione nonostante tutto? Sì, ma non c'entra niente. Posizione che il mister mi mette in campo. Voglio sempre dare il massimo con la mia caratteristica, che quello che posso fare meglio, e cerco sempre di aiutare la mia squadra e fare meglio e è chiaro che se possibile fare un assist o un gol, ma penso che la cosa più importante è vincere. Eleonora? Rafael, ne zna se u kojoj će poziciji ti igrati, sutra kao srednji napadač vjerojatno, ali zadnjih nekoliko tjedana igrao si u različitim pozicijama kao zamjenik Ibrahimovića recimo i mislim da si i dobro odigrao tekme kad si igrao kao zamjenik, golova, asistencije, sviđa li ti se ta pozicija? Ma nije mi važna pozicija u stvari, meni je važno pomoći momčadi, ako mogu pomoći i asistencijom ili golom što bolje, ali za nas je važno pobijediti tekmu i to je to. Benissimo, andiamo da Pietro Mazzara, Tutto Sport e Milan News. Ciao Rafa, buongiorno. Ciao. Volevo chiederti questo, nelle ultime due partite di campionato il Milan ha raccolto 0 punti con 0 gol fatti e ci sono state molte critiche nei confronti della squadra. Che messaggio vuoi dare a chi sta già facendo il funerale al Milan per queste 2 sconfitte? Siete pronti per riprendere la marcia verso la qualificazione all'Europa League e anche in campionato? Sì, noi non siamo meno forti per quello che abbiamo fatto nelle ultime 2 partite. Siamo gente che lavoriamo tutti i giorni per fare bene quando arriviamo in partita e quello che vogliamo fare domani. Prego. Pitanje je glasilo, Rafael, u zadnje 2 utakmice dobili ste 0 bodova i zabili ste 0 golova. Bilo je puno kritika. Imaš li poruku za one koje kažu da je Milan mrtav? Jeste li spremni se osvetiti za te poraze i u Europi i u šampionatu? Nismo mi manje jaki jer smo izgubili zadnje 2 utakmice. Mi radimo svaki dan se pripremamo, dajemo maksimalno od sebe jer želimo pobijediti. To je ono što ja imam za reći. Calciomercato.com, Daniele Longo. Buongiorno Rafa, Ciao. Volevo chiederti, tu sei cresciuto molto nell'ultimo anno anche grazie all'aiuto, ai consigli di Mister Pioli che ti ha dato grande fiducia. Dove credi di poter avere ancora margini di crescita, in che aspetti e soprattutto cosa temete dalla partita di domani contro la Stella Rossa? Sì, devo ringraziare il mio allenatore che mi dà la fiducia giusta tutti i giorni, ogni partita, e anche i miei compagni quando entro in campo mi danno la fiducia giusta e io cerco sempre di prendere e di ascoltare sempre
anche più giovani, più grandi, e cerco sempre di aiutare la mia squadra con quello che lo so che puoi fare. Prego. Eleonora? Pitanje je glasilo, Rafael, ti si se dosta podigao, poboljšao zadnju godinu dana, zahvaljujući i Pioliju. Što možeš još raditi da se poboljšaš i čega se bojite sutra za utakmicu protiv Crvene Zvezde? Ja se želim zahvaliti misteru i suigračima koji su mi dali jako puno samopouzdanja. Ja i svaki dan slušam i svaki dan se poboljšavam i to je, mislim, to. Andiamo da Spazio Milan. Buongiorno Rafa, Ciao. ti chiedo come stai, come sta la bene, squadra grazie. a livello fisico e mentale dopo questo periodo particolare e se per te questa seconda parte di stagione è particolarmente importante perché può essere veramente la tua svolta per la consacrazione definitiva. Grazie. Noi stiamo bene uniti, testa alta. Sappiamo che le ultime due partite non abbiamo fatto bene, ma ci sta. Abbiamo fatto che stiamo stati a vedere quello che abbiamo fatto di male e adesso guardare davanti tutti uniti e vogliamo reagire e quella partita lì domani è quello che vogliamo fare vedere a tutti. Rafael, kao prvo kako si, a drugo je pitanje, ovaj drugi dio sezona može biti posebno važno za tebe. Odgovor je bio, da, ja sam dobro, hvala na pitanju, mi smo svi dobro kao tim, kao ekipa, idemo dalje, podignete glave i ako nismo dobro odigrali zadnje utakmice, idemo dalje zajedno, želimo reagirati i želimo se osvetiti za te poraze. Milan Press. Buongiorno Rafa, Ciao. L'entusiasmo, il sorriso sono stati forse l'elemento principale di questa ottima prima parte di stagione, in particolare tu, Teo Saelemaekers, anche sui social avete spesso manifestato questa voglia di stare insieme. Ecco, volevo chiederti, dopo questi due brutti risultati in campionato, c'è ancora questo entusiasmo e soprattutto credete ancora di poter stare in vetta in classifica e di andare avanti in Europa League? Sì, chiaro. Noi penso che la maggior parte della squadra c'è tanti giovani e anche il nostro allenatore, direttore, tutti qua danno la fiducia per entrare in campo tranquilli e fare vedere a tutti che mesmo che siamo giovani abbiamo di talento, di voglia di dimostrare quello che possiamo fare in campo e anche onorare queste mali, quindi siamo tranquilli e è quello di sfruttare. Rafael, prvi dio sezona je bio zabilježen entuzijazmom i osmijehom. Ti, Teo, Saelemaekers, jako ste bili entuzijasni, da. Nakon ovih poraza, ima li još tog entuzijazma i možete li još biti na vrhu ljestvice i u Europi i u Italiji? Da, mi smo mladi, iako smo puni entuzijazma, imamo samopouzdanje, ali uglavnom smo mirni i mister i ekipa je jako mirna, imam samopouzdanje, želimo samo pokazati što možemo raditi na terenu i odati čast dresu Milana. Pianeta Milan. Ciao Rafa, buongiorno. Ciao. Volevo chiederti quanto ti senti migliorato rispetto alla scorsa stagione e su quanto appunto Ibrahimovic abbia influito in questo tuo miglioramento. Grazie. Sì, penso che quest'anno mi ha trovato molto meglio che l'anno scorso, ma sì, è chiaro che con Ibra come ho detto sempre per me e anche per gli altri giovani, è come un fratello maggiore che non fa vedere quello che possiamo fare e anche allenamento, e non fa vedere la sua forza. Penso che la sua caratteristica più importante è la mentalità anche che
che lui ce l'ha 39 anni e con lui penso che noi siamo più forti. Rafael, jako si se poboljšao u zadnju sezonu. Koliko je važna uloga Zlatana Ibrahimovića u tome? Da, jako sam bolje ove sezone. Ibra je za mene i za druge igrače, kao što sam puno puta rekao, on je kao brat, on je kao stariji brat koji pokazuje nam pravi put i u treningu i na terenu. On ima nevjerojatno mentalitet i mislim da je on super uloga za sve nas koji smo mlađi. Ringraziamo Rafael Leao, adesso arriva il mister, nel frattempo prepariamoci per Milan TV. Ok, allora Mauro, prego. Grazie Laura, buongiorno al nostro allenatore. Buongiorno. Mister, il Milan dell'Europa League non è nato ieri, viene da lontano, viene da Dublino, viene dagli ultimi minuti in cui il Bodø Glimt attaccava San Siro sul 3-2, viene dai rigori di Rio Ave, viene dalla riscossa che abbiamo avuto in Francia dopo la sconfitta con il Lille, viene dalla rimonta 4-2 sul Celtic dopo essere stati sotto 2-0. Ecco, il Milan dell'Europa League è un po' la dimostrazione di questa squadra che può avere le sue difficoltà, ma che le sa affrontare, le sa superare. Sì, è stato un percorso difficile e complicato, ma è normale che sia così quando si alzano i livelli di prestazioni, i livelli di competitività, è normale avere delle difficoltà, ma siamo riusciti a superarle. Adesso abbiamo questo ostacolo di domani da superare, abbiamo un piccolo, leggerissimo vantaggio che non ci permette di poter gestire la gara in un altro modo se non quella di giocarla con molta attenzione, con molta determinazione e cercare di avere una qualità alta di prestazione per poter passare questo turno. Pitanje za ministra je bilo Milan u Europskoj ligi ima dugi put, znači Milan je na kraju uspio u Dublinu protiv Bodø Glimta, protiv Rio Ave na penalima u Francuskoj i protiv Celtika. Je li valjda ovo pravi dokaz da teško je u Europskoj ligi i da ima puno poteškoća? Da, normalno je da ima poteškoća u Europskoj ligi kako se ide dalje. Sutra imamo još jednu prepreku protiv Crvene zvezde, ali imamo i malu prednost koje moramo iskoristiti i moramo apsolutno pokazati svoju kvalitetu. Sky Sport, Peppe Di Stefano. Buongiorno mister. Buongiorno. Sarà anche un ragazzino di 21 anni, ma ha detto delle cose molto belle, forti prima Leao, ha detto uniti e testa alta, sappiamo che non abbiamo fatto bene ultimamente ma vogliamo reagire. È un po' anche il mood che ha avuto lei domenica nell'affrontare il post partita a testa alta, con grandi sorrisi, con grande dignità, nonostante il momento di leggero calo. È questa l'aria che c'è anche all'interno dello spogliatoio, il senso di reazione che ha lei, che ha Leao? Sì, assolutamente sì, ma le parole di Rafa denotano consapevolezza nel gruppo, denotano maturità malgrado la giovane età, ed è quello che ci sta permettendo di aver avuto questo percorso. Poi sicuramente domenica non ci potevano ed era giusto che non ci fossero sorrisi, ma c'era assolutamente la convinzione e la voglia di ripartire dalle nostre certezze, dalle nostre convinzioni e dalla prossima partita di dimostrare che siamo una squadra che può giocare un ottimo calcio e che può fare dei risultati vincenti. Grazie Laura, va bene così per me. Mister, Leao ima samo 21 godinu, ali je rekao jako važne stvari. On je rekao idemo dalje zajedno podignuti glave. Je li ovo vaše raspoloženje kao idete dalje i želite reagirati? Da, apsolutno. Jako su ovi igrači mladi, ali u nekom smislu jako su dobri jer znaju reagirati, jako su mirni, znaju kolika je njihova vrijednost i naravno u nedjelju nakon derbija nije bilo puno smijeha i dobrog raspoloženja, ali mi želimo pokazati svima da možemo i dalje imati dobre rezultate. Mediaset, Claudio Raimondi. Ciao Stefano. Ciao. Prima del derby ci avevi detto che volevi che la squadra tornasse ad alzare dopo Spezia il livello tecnico. Questo non è accaduto, allora la domanda che alla fine di tutto con il tuo staff, che spiegazione ti sei dato
nelle ultime uscite, è un calo fisico, è qualche giocatore eccessivamente spremuto che ha tirato la carretta fino adesso, cioè questo momento un attimo di difficoltà dal punto di vista della brillantezza e delle idee, si segna di meno, si incassa più gol, che spiegazione alla fine ti stai dando e che tipo di uscita e di risposta ti aspetti? Sicuramente con lo staff, ma soprattutto con la squadra abbiamo analizzato bene l'ultima prestazione e credo che siamo riusciti solamente negli ultimi 15 minuti del primo tempo e nei primi 10 minuti del primo tempo a giocare a un livello alto, soprattutto come ritmo. Credo che noi abbiamo sbagliato nella poca intensità senza palla domenica la partita, soprattutto nella prima mezz'ora e poi dopo nel subire il secondo gol, e quindi è chiaro che si può cadere, non è un fallimento cadere in queste partite, il fallimento sarebbe stare fermi nel punto di caduta, ma invece noi dobbiamo ripartire, ripeto, dalle nostre convinzioni, dalle nostre certezze e cercare assolutamente di giocare con più ritmo, con più intensità e con più qualità, soprattutto dalla partita di domani. Ministre, prije derbija ste rekli da želite da momčad podići nekako tehnički nivo, a nismo ovo vidjeli u derbiju. Kako ste ovo protumačili vi, stožer, koji su uzroci ovog trenutka poteškoće za Milan? Naravno da smo analizirali zadnju utakmicu i mislim da samo u zadnjih 15 minuta drugog poluvremena i prvi 10 minuta prvog poluvremena smo stvarno igrali dobru utakmicu, ali inače nam je falio ritam i kvalitetu. Ali ja samo želim reći da svakome se može desiti da kikse jednu utakmicu, nije sve propalo, nije sve završilo za Milan, mi možemo još reagirati i pokazati ono što možemo raditi. Sport Italia e poi dopo a seguire l'Equipe. Prego. Buon pomeriggio, mister Pioli. Buongiorno. Che idea si è fatto sul perché il Milan sta avendo difficoltà soprattutto in difesa? Un problema di reparto, un problema di disattenzioni dei singoli, oppure c'è dell'altro? E l'ultima considerazione riguarda Tonali. Come mai questo ragazzo, anche quando le cose andavano bene, non è ancora riuscito ad esprimersi per quelle che sono le sue grandi qualità che tutti gli riconoscono? La ringrazio e buon pomeriggio. Grazie. Credo che sia sempre sbagliato dividere la squadra in reparti. Noi abbiamo un modo di giocare dove cerchiamo di attaccare in modo attivo con tutti i giocatori e dobbiamo difendere in modo attivo con tutti i giocatori. Se ultimamente abbiamo subito qualche gol in più è perché sicuramente non abbiamo lavorato con così tanta compattezza, con così tanta intensità e attenzione nella fase difensiva, quindi è chiaro che è un obiettivo al quale dobbiamo tornare a raggiungere certi livelli. Per quanto riguarda Tonali, io credo che quando la prestazione collettiva della squadra chiaramente non è all'altezza, anche tutti i singoli possono essere influenzati e non riuscire ad esprimere tutte le proprie possibilità, ma credo che Sandro invece stia crescendo bene. Pitanje, zašto imate toliko problema u obrani? Je li to slučaj pojedinaca ili je to slučaj problem zone obrane generalno? A drugo pitanje je u vezi s Tonalijem. Tonali nije još pokazao onu svoju kvalitetu koju svi mi znamo da ima. Odgovor je bio ja mislim da je uvijek krivo podijeliti greške po zonama. Svi moraju braniti, svaki pojedinac mora braniti na terenu. Naravno nismo sve dovoljno pažnje valjda osvetili na obranu i na tome moramo još raditi, nešto poboljšati. A što se Tonalija tiče, naravno kad momčad ne igra dobro, onda znači da ni pojedinci ne mogu pokazati ono što mogu. Ali ja mislim da Sandro se u zadnje vrijeme dosta podigao. Ja sam zadovoljna. L'Equipe, grazie. Ciao Stefano, volevo sapere come sta Benacer, che se non erro è già la seconda ricaduta all'infortunio che ha avuto la coscia, e volevo anche capire se ha intenzione di far riposare che si
Merci, grazie. No, Benasser non ha avuto una ricaduta, non si è rifatto male, ma comunque non ha la stessa elasticità e la stessa forza nel muscolo dove ha subito l'infortunio. Per fortuna, ripeto, non ha avuto una ricaduta, ma ha bisogno di un lavoro un po' più individuale. Credo che per questa settimana sicuramente non lavorerà con la squadra, ma speriamo di averlo presto a disposizione. Per quanto riguarda che sì, credo che stia bene, è disponibile, poi vedremo che scelte fare per domani. Pitanje kako je Ismail Benasser, vidjeli smo da je drugi put ozlijeđen i kako je Kessi, valjda će se on sutra odmoriti. Nažalost, Ismail nije se ozlijedio, nego ima neke probleme i valjda neće ovaj tjedan raditi s ekipom. Što se Kessija tiče, on je ok, on je u dobroj formi i vidjet ćemo sutra ako će ići na teren. Gazzetta dello Sport. Ciao mister, volevo sapere se domani va come ti auguri, quindi passare il turno, vuol dire che nelle prossime 3 settimane continuate a giocare ogni 3 giorni fino alla sosta, perché ci sarà il campionato e poi altre 2 partite di Europa League. In un momento in cui c'è qualche problema, anche magari un po' di tenuta, che sia mentale o che sia fisica, è qualcosa che in prospettiva ti dà qualche ansia? No, mi darebbe più ansia il contrario, assolutamente. L'obiettivo di stare in Europa per noi è un traguardo che abbiamo cercato con tanta convinzione, con tanta determinazione. Credo che abbiamo le qualità, abbiamo le risorse, ho i giocatori per tenere alto il livello anche giocando ogni 3 giorni. È quello che mi auguro di fare e appunto però per fare questo dobbiamo pensare alla partita di domani. È chiaro che conosciamo meglio i nostri avversari, così come loro ci conoscono meglio dopo esserci affrontati solamente una settimana fa, e quindi sarà una partita complicata, difficile, ma è una partita alla nostra portata e vogliamo assolutamente andare avanti in Europa. Pitanje je, ako sutra izbacite Crvenu zvezdu, pa ćete igrati svaki 3. dan i u trenutku u kojem je Milan u poteškoćama mentalnih ili fizičkih, ne znam ja sad kako bi ih objasnila, a jeste li zabrinuti? Ne, nikako. Ja nisam nikako zabrinut. Naše cilj Europa, jako smo se potrudili da budemo ovdje i ima resurse i zamjene i da igram svaki 3. dan. Tako da znamo da sutra znamo bolje protivnika i oni nas bolje znaju, igrali smo prošli tjedan, tako da valjda sigurno će biti teški meč, ali meč koji mi želimo pobijediti. Franco Ordine, il giornale. Eccoci, buongiorno Stefano. Buongiorno. Parto dalla premessa, vedo che il calcio italiano, anziché preoccuparsi delle figure fatte a livello internazionale, si preoccupa di Ibra a Sanremo. Allora ti chiedo, visto che stamattina hai avuto un lungo colloquio con lui, Ibra come prende tutta questa attenzione sul fatto che lui vada a Sanremo, e poi volevo chiederti in aggiunta se pensi che possa avere un qualche contraccolpo psicologico Romagnoli, visto che è preso un po' di mira, oltre che dalla critica, anche e soprattutto dai tifosi. Per quanto riguarda Ibra, ci parlo tutti i giorni con Zlatan, proprio la settimana scorsa abbiamo messo in piedi insieme al club e insieme al mio staff tecnico il programma per la settimana prossima, che lo vedrà credo saltare un paio di allenamenti nella prossima settimana, ma che sarà disponibile per le partite. Credo che se c'è una persona, un campione, in grado di reggere questo tipo di pressione sia assolutamente lui, anzi credo che da questa pressione lui ne tragga ancora più convinzione, ancora più determinazione, ancora più motivazione nell'aiutare la squadra. Per quanto riguarda Romagnoli, abbiamo sempre vinto di squadra e perdiamo anche di squadra. Non mi piace partecipare a questo gioco brutto, sporco di individuare un colpevole in una sconfitta. È tutta la squadra, siamo noi che non abbiamo reso per quanto dovevamo, per quanto potevamo. Lui è il capitano di questa squadra, ha fatto tanto per far crescere questa squadra, per proteggere anche i giovani nella loro crescita. Adesso è il momento di stare tutti compatti, di stare tutti uniti come lo siamo, pensare a imparare anche da queste sconfitte. Stiamo imparando perché sono state lezioni anche pesanti per un gruppo giovane come il nostro, ma questo ci farà crescere assolutamente per il futuro. Stefano,
talijanski novinari puno govore o Ibrahimoviću na Sanremu, puno više nego o performansima u Europi. Šta misle Ibra da se puno priča o tome? I još jedno pitanje u vezi sa Romagnolijem. Znači, imat će valjda on psihološke posljedice nakon što su navijači puno ga napali nakon derbija. Ja sa Ibrahimovićem govorim, pričam skoro cijeli dan. Ujutro smo uradili cijeli plan za sljedeći tjedan. On će valjda preskočiti par treninga, ali bit će dostupan za sve utakmice. I da, ako mogu nešto reći, da postoji neko koji bi mogao to uraditi, to je sigurno Zlatan Ibrahimović. Nema nikakvog problema u tome. Romagnoli, dobro, ja ne želim ovakve rasprave. Mi smo oduvijek pobjedili utakmice zajedno i isto tako zajedno izgubimo utakmice. I ja ne volim kad ljudi traže nekoga koji je kriv za poraz. Nije on kriv, nije niko kao pojedinac kriv, svi smo mi krivi. On je kapitan, on puno radi za ovu momčad i mislim da moramo ići dalje kao što smo došli odavde, znači zajedno, i naučiti iz poraza koje smo doživjeli. Andiamo dal Corriere della Sera, Carlos Passerini. Ciao Stefano. Ciao. Questa settimana sarà una settimana molto molto importante, innegabile, tra il ritorno di Europa League e la partita di domenica. Io volevo chiederti come hai visto in questi giorni la tua squadra, proprio ti parlo da un punto di vista mentale, cioè che atmosfera vedi in questi giorni nello spogliatoio, se vedi qualcosa di diverso rispetto a qualche settimana fa, e che cosa hai detto, che cosa stai dicendo ai tuoi ragazzi in questo momento per aiutarli un po' a uscire da questa fase complicata. Se ti ha aiutato anche Ibra magari in questo momento un po' difficile, diciamo, di gestione. Grazie. Io vedo un gruppo determinato e volenteroso nel cercare di tornare a giocare ai livelli a cui siamo abituati e alle quali le nostre qualità e possibilità ci possono permettere di arrivare. Alla squadra ho detto che ieri era il 23 febbraio e che mancano 90 giorni alla fine del campionato, che 90 giorni voleranno via in un attimo e che saranno i 90 giorni decisivi e determinanti per poi tutto il percorso che stiamo facendo per far sì che possa essere una stagione positiva, molto positiva, eccezionale, grandiosa, e se fossimo veramente bravi non ne mancherebbero 90, ma probabilmente 93, perché il 26 di maggio c'è la finale di Europa League, che quindi abbiamo tutti i nostri obiettivi bene ancora dentro alla nostra testa. Vedo un gruppo motivato, determinato. Se vi dicessi la partitella che abbiamo fatto stamattina, ma non lo dico perché l'ho detto prima di Spezia, che abbiamo fatto una settimana perfetta, poi sappiamo com'è andata, quindi adesso dobbiamo dimostrare sul campo quelle che sono le nostre qualità, quelle che sono le nostre motivazioni, ma è un gruppo che lavora molto bene, che crede in quello che fa e che sicuramente non si demoralizza con 2 risultati negativi. Gospodine Pioli, ovaj će biti težak tjedan za Milan, imate Zvezdu sutra, imate Rim na kraju tjedna. Kako su dečki, kako je raspoloženje u slačionici, je li se nešto promijenilo, šta ste im rekli, kao i valjda je Zlatan Ibrahimović pomogao. Dečki su odlični, oni se žele vratiti na nivo. Ja sam im rekao da imamo još 90 dana do kraja sezone i bit će tih 90 dana jako važni za nas i da radimo ono što možemo da bude 93 dana, znači do finale Europske lige. Ujutro smo odlično trenirati, neću o tome govoriti jer sam govorio o tome prije utakmice protiv La Spezia i nije ta utakmica dobro prošla, ali momčad se neće predati. Chiudiamo con il Corriere dello Sport Milan News, Antonio Vitiello. Salve mister, buongiorno. Dopo un anno incredibile, negli ultimi mesi, anzi nelle ultime settimane, sembra, almeno dall'esterno, che gli avversari del Milan abbiano un po' preso le misure al gioco del Milan, cioè hanno imparato come si può fermare il Milan.
questo le porta a pensare che il Milan potrebbe variare qualcosa? Non parlo solo a livello di modulo, ma anche a livello di impostazione di gioco? Grazie. Ma questa è una domanda intelligente, ma nel senso che le partite sono tutte diverse. Faccio un esempio: alla Spezia abbiamo trovato un avversario che ci ha aggredito molto e non siamo riusciti poi a superare la loro prima pressione. La partita nel derby di domenica è stata completamente diversa, perché l'avversario ci ha fatto fare la partita, ci ha aspettato e poi è ripartito. Questo ci deve far capire che sono che le partite possono essere diverse, che le partite possono anche cambiare tatticamente e psicologicamente durante la gara, ma che noi invece dobbiamo avere un modello di gioco, delle posizioni, un modo dei principi di gioco così chiari che ci devono far cominciare la partita in un modo, interpretarla allo stesso modo e portarla fino in fondo. E su questo dobbiamo assolutamente insistere, che poi dopo bisogna stare attento a tutto, si può migliorare in tutto, si può anche modificare qualche posizione, qualche situazione, questo assolutamente sì, anzi saremo preparati per farlo se vedremo che incontreremo altre difficoltà. Zadnje pitanje, mister, nakon fantastične godine čini nam se da su valjda protivnici shvatili kako zaustaviti Milan. Mijenjat ćete valjda vi nešto u postavi, u formaciji? Mislim, dobro pitanje, ali La Spezia je dobila utakmicu jer su agresivno igrali, a derbi je bila još duga priča. Utakmice nisu sve iste i nisu svi protivnici isti. Mi ne želimo, ono što ne želimo je mijenjati svoju igru. Mi želimo imati svoj stil igranja. Naravno, ako nešto moramo mijenjati, to sigurno budemo, ali ne želimo se adaptirati, a ne mijenjati svoj stil igre. Grazie a tutti, buon lavoro.